Presidente Sebastiano Favaro, siamo al via. Certo, questo è il primo atto ufficiale della 90ª Dunata a Treviso, che viene più propriamente chiamata la Dunata del Piave. Io la chiamerei più precisamente la Dunata del Grappa del Montello del Piave, cioè la Dunata che ricorda la rotta di Caporetto, ma subito dopo la rotta di Caporetto la grande reazione degli italiani, io direi di tutto il popolo italiano, che proprio su questi luoghi, Grappa, Montello e Piave, ha saputo creare l'argine e ha saputo forse costituire per la prima volta un principio di popolo, un principio di unità. E questo è lo spirito e il significato che anche l'Associazione Nazionale Alpini vuole dare a questa Dunata? Certamente sì, è lo spirito e il significato e lo spirito che vorremmo trasmettere ai giovani di oggi, che possano capire anche questo, che possano capire che noi quando ci troviamo, quando facciamo queste adunate, certamente ci troviamo per stare insieme, per quel momento di amicizia e di condivisione che riteniamo comunque fondamentale per un convivere pacifico, però anche un momento di memoria, di ricordo, di affermazione dei nostri valori. Finora Treviso come le pare abbia accolto gli alpini e la Dunata? Beh, io sono trevigiano. Lei gioca in casa? Per cui io gioco in casa, io direi, però da quei 2 giorni che sono qua, credo in maniera veramente meravigliosa. Voglio ringraziare i trevigiani, voglio ringraziare i miei alpini, perché c'è già subito e si è visto una perfetta condivisione. Ecco, lei parlava di giovani, come coinvolgerli ora che non c'è nemmeno più la leva obbligatoria? Beh, direi lo strumento, la legge sul terzo settore ce l'ha anche dato, quando all'articolo 8 parla di servizio universale civile a difesa della patria. Su questo noi già stiamo lavorando con un progetto concreto dell'associazione già proposto al nostro Ministero di riferimento, che è il Ministero della Difesa, ma lo stiamo anche elaborando in accordo con il Ministero del Lavoro, che è il Ministero delegato per fare e portare avanti i cosiddetti decreti delegati e attuativi proprio in questo senso. Alza bandiera qui a Treviso e anche in altri luoghi in simultaneo? Sì, anche questo è qualcosa che abbiamo voluto fare, è stato uno sforzo, però è stato uno sforzo condiviso da tutti i nostri alpini, perché oltre a qui a Treviso, nei 4 luoghi che sono i sacrari, i luoghi sacri di ricordo e di memoria, in contemporanea ci sarà la stessa manifestazione e quindi lo stesso momento, sia per l'omaggio alla bandiera sia poi l'omaggio ai nostri caduti, sul Grappa, a Nervesa, all'Isola dei Morti e a Fagare. Quindi un aspetto sociale, Presidente, di solidarietà che gli alpini vogliono mettere sempre più in risalto, oltre al ricordo dei caduti. Certamente lo stiamo dimostrando in ogni circostanza. Voglio ricordare l'impegno profuso dai nostri alpini anche nel recente terremoto in centro Italia e quello che stiamo facendo adesso concretamente sempre per il terremoto in centro Italia. Stiamo portando avanti 4 progetti concreti che io spero entro l'anno saranno conclusi in 4 comuni diversi, per creare dei centri proprio anche qui di raccolta, dei centri in cui ci sia quel momento di condivisione e quindi centri di socializzazione. E allora non resta che dire buona Dunata. Grazie, buona Dunata a tutti.